Lo starter Romano Feltrin sta dando le ultime indicazioni, tra poco sentiremo lo sparo e partirà la gara. Allieve. Partita la gara, categoria allieve. Subito si mette in evidenza Francesca Crestani con la maglia arancione dell'atletica vicentina, anche Maria Chiara Celato nel gruppo di testa con Margherita Mescolotto. Sono alcune delle più quotate tra le concorrenti che sono messe in movimento poco fa. ...36 concorrenti al via per quanto riguarda la gara femminile della categoria allieve. Mentre accolto dagli applausi sta arrivando anche Francesco Stella M80, direi che merita e lo merita tutto l'applauso. Ha affrontato questo difficile percorso con sicurezza ed conclude ora la sua gara. Applausi per Francesco Stella. Arrivano le prime indicazioni con Nicole Marsura che sta guidando la gara davanti ad Arianna D'Alberto dell'Atletica Feltre e Giulia Lancedelli della Polisportiva Caprioli San Vito, ma il gruppo di testa mi sembra ancora molto compatto, quindi suscettibile di notevoli variazioni ancora per quanto riguarda l'andamento di questo primo giro. Arianna D'Alberto la vediamo sempre lì nel gruppo di testa con Margherita Mescolotto, due bellunesi con Giulia Lancedelli, tre bellunesi al comando di questa gara, quando siamo a circa quasi un chilometro di gara. Si sta formando un gruppetto di 5 unità. Rimane immutata la situazione per quanto riguarda il gruppo di testa con Nicole Marsura che sta guidando davanti a Arianna D'Alberto e poi col numero 12 Giulia Lancedelli, sempre nel gruppo di testa. Nicole Marsura quindi sulla carta la più quotata, anche la più esperta delle atlete in gara. Salutiamo intanto i due CT, uno provinciale e uno regionale, Enzo Agostini e Adriano Saccon, responsabili tecnici rispettivamente del Comitato Regionale Veneto e del Comitato Provinciale di Padova. Tanto si è alzata la nebbia e quindi questo ci permette di vedere in lontananza. Allora c'è una prima indicazione per quanto riguarda la categoria allievi, la prossima categoria, che saranno quindi 5 km per loro, quindi faranno un giro medio di 1 chilometro e poi faranno 2 giri grandi, quindi non solo giri grandi per la prossima categoria, ma un giro medio. E poi vedremo quale sarà il giro medio, presumo sia quello segnato in giallo che si vede nella parte est del percorso vicino al parco di Villa Imperiale. La situazione di testa sembra per il momento immutata con Nicole Marsura che sta dettando il ritmo, veste la maglia del Treviso Atletico, l'atleta trevigiana Nicole Marsura. Intanto sono iniziate le premiazioni del palco, quindi invito i concorrenti della categoria Master che sanno di essere premiati a portarsi nella zona delle premiazioni per essere a disposizione del cerimoniale. Non vediamo ancora apparire il gruppo di testa
che dovrebbe tra pochissimo entrare nella zona dell'arrivo per andare ad iniziare il secondo giro. Ancora non vediamo comparire il gruppo di testa, che non dovrebbe tardare a comparire, che secondo le ultime indicazioni era guidato da Nicole Marsura davanti a Arianna D'Alberto e Giulia Lancedelli. Eccole in lontananza, c'è una coppia al comando, si sta sgranando il gruppo di testa. Sempre Nicole Marsura che sta guidando la gara. Alle spalle della trevigiana mi sembra di vedere una maglia dei Caprioli. Infatti in seconda posizione c'è Giulia Lancedelli, poi abbiamo un'altra coppia ad inseguire. Alle spalle della coppia di testa Margherita Mescolotto davanti ad Arianna D'Alberto. Queste sono le prime concorrenti. Sembra poter allungare Nicole Marsura nei confronti di Giulia Lancedelli. Ora una quindicina di metri di vantaggio per la trevigiana. La situazione quando siamo al primo passaggio vede al comando Nicole Marsura davanti a Giulia Lancedelli, poi in terza posizione Margherita Mescolotto della Firex Belluno, in quarta al quarto posto c'è la numero 9 Arianna D'Alberto, poi con numero 7 c'è Sara Mazzucco e col numero 4 Elisa Dal Piaz. Queste nell'ordine le prime 6 concorrenti. Iniziato l'ultimo giro con l'azione prepotente da parte di Nicole Marsura, che sta mettendo in evidenza una notevole superiorità nei confronti di tutte le altre concorrenti, ma molto bene alle sue spalle si sta comportando la bellunese di San Vito, dei Caprioli di San Vito, Giulia Lancedelli in seconda posizione. Eccola Nicole Marsura
che ora sta andando verso il bosco di Villa Imperiale. Giulia Lancedelli alle sue spalle, che però ora vede mettere in pericolo la sua posizione da parte di Margherita Mescolotto, che le si sta avvicinando. Con numero 9 poi in terza posizione c'è... No, ora si è portata Sara Mazzucco in quarta posizione, Sara Mazzucco della Dolomiti Belluno. Ma vediamo che il vantaggio di Nicole Marsura sta aumentando passo dopo passo nei confronti di Giulia Lancedelli, mentre in terza posizione ora c'è Margherita Mescolotto che tenta di avvicinare Giulia Lancedelli. Allora, tutti i concorrenti della categoria Master vicino al palco per le premiazioni. Categoria Master vicino al palco per le premiazioni. Quindi cerchiamo di essere solleciti alla chiamata, mentre sta proseguendo la gara della categoria Allieve, che sta vedendo un dominio assoluto incontrastato, direi, da parte di Nicole Marsura, che era sulla carta la più quotata delle concorrenti, che sta regolando per il momento Giulia Lancedelli, ma si sta facendo intraprendente l'azione anche di Margherita Mescolotto della Pyrex Belluno, che si è avvicinata molto alla seconda concorrente, a Giulia Lancedelli dei Caprioli di San Vito. Ancora impegnati all'interno del parco di Villa Imperiale, che ora è completamente visibile, almeno per quanto riguarda la parte esterna, ma ovviamente non riusciamo a scorgere le concorrenti che sono impegnate all'interno. Sempre nel gruppo di test ricordo che tra le prime sempre c'era anche Elisa Dal Piaz, c'era Arianna D'Alberto e Margherita Mescolotto, che l'abbiamo vista molto attiva all'inizio del secondo giro. Non dovrebbe mancare tanto per vedere apparire le prime concorrenti uscire dal parco di Villa Imperiale. Tanto invito i concorrenti della categoria allievi a prepararsi, e ricordo che per loro sono previsti 2 giri grandi più un giro piccolo, un giro medio di 1 chilometro, anzi probabilmente sarà il primo il giro medio e poi i 2 giri grandi. Circa 1 chilometro alla conclusione della gara per Nicole Marsura, che sta guidando con sicurezza la gara. Vediamo in lontananza Nicole Marsura che sta per entrare nella zona dell'arrivo, e intanto si è portata in seconda posizione Margherita Mescolotto, sembra dalle indicazioni. E quindi Margherita Mescolotto della Pyrex Belluno ha superato la portacolori dei Caprioli di San Vito, Giulia Lancedelli. Eccola, la vediamo con la maglia bianca, Margherita Mescolotto in seconda posizione, a 150 metri di distacco ormai dalla battistrada, che non ha
sta dando una notevole dimostrazione di superiorità Nicole Marsura della Treviso Atletica, eccola che sta entrando ora nella zona opposta al rettilineo d'arrivo, ma ottima impressione ha suscitato anche Margherita Mescolotto, che ha operato una gara in progressione ed ora sta occupando la seconda piazza con una discreta sicurezza, dato che ha un vantaggio di una cinquantina di metri nei confronti di una ottima pur valida Giulia Lancedelli dei Caprioli di San Vito. Eccola, Nicole Marsura continua nella sua azione regolare che l'ha portata a comandare la gara, un centinaio di metri di vantaggio nei confronti di Margherita Mescolotto, che con un'azione regolarissima e progressiva va ad occupare meritatamente la seconda piazza in questo momento. Difficile che succedano tracolli a questo punto di gara con Nicole Marsura che si sta portando sicura verso il traguardo. Giulia Lancedelli sempre in terza posizione, poi è in quarta Sara Mazzucco della Dolomiti Belluno, che sta precedendo Elisa Dal Piazza della Firex Belluno. Ecco l'arrivo, Nicole Marsura, applausi per lei, Nicole Marsura, Treviso Atletica. Papà Gabriele si sta sfracellando le dita con la macchina fotografica. Eccola Nicole che viene a cogliere la meritata vittoria. Ma prepariamoci ad applaudire anche le concorrenti che stanno arrivando in questo momento. Eccola, cominciare da Margherita Mescolotto, Firex Belluno, applausi anche per lei. Ottima la sua azione, Margherita Mescolotto. Classe 2000, quindi primo anno della categoria. Giulia Lancedelli, ottima terza piazza e bel finale di gara per Sara Mazzucco della Dolomiti Belluno, anche lei classe 2000, primo anno della categoria allieve. Ottima gara anche per Sara Mazzucco, viene a concludere anche Elisa Dal Piaz, Firex Belluno, quindi una ottima accoppiata per il gruppo della Firex Belluno che fanno secondo e quinto posto. Buono per la classifica di società. Alle spalle di queste concorrenti vediamo arrivare ora in sesta posizione con il numero 75 Michela Moretton, numero 25 Michela Moretton, Treviso Atletica, che precede Francesca Fioroni dell'Atletica Mogliano, settima posizione per lei, e poi vediamo arrivare col 38 anche Lucrezia Palma dell'Atletica Vicentina in ottava posizione. Col 37 c'è Maddalena Fontana, sempre Atletica Vicentina. Poi Alice Bagarello delle Fiamme Oro che precede il 30 Alice Meneghello. Arriva anche col 19 Chiara Visintini. Ora sono tutti arrivi. Conclude anche Alessandra Giop dell'Anatletica Feltre. Davanti a Allegra Bacco dell'Atletica Libertas Milano, mentre vediamo che hanno fatto già il loro ingresso nel campo di gara i concorrenti della categoria allievi. Chiedo alla TDS se è possibile avere con un po' di anticipo l'elenco degli atleti in gara per la categoria allievi. Grazie, vedo che già si stanno azionando, molto efficiente l'azione dei giovani e degli amici della TDS. Quindi abbiamo visto dominio assoluto da parte dell'atleta della Treviso Atletica Nicole Marsura, ma bene in evidenza anche una concorrente del primo anno di categoria, Margherita Mescolotto, che ha finito con una bella progressione. Terza posizione per Giulia Lancedelli, poi col numero Elisa Dal Piaz. Queste le prime posizioni per quanto riguarda la categoria allieve. E
Andiamo a vedere invece la composizione del gruppo degli allievi che partiranno tra pochissimo.